Il nostro reparto è un reparto che grazie alla patologia neonatale può assistere bambini dal prematuri, quindi dalle 24 settimane in poi, e come vedete siamo in una stanza dove è possibile eseguire il travaglio del parto, la famosa vasca. Abbiamo una serie di ambulatori che seguono la gravidanza dall'inizio fino alla fine. In particolare abbiamo un ambulatorio che si occupa dell'apertura della cartella, che avviene a 37 settimane, dove viene aperta la cartella ostetrica e tutto quello che poi seguirà fino al momento del parto. Ovviamente al momento del parto la possibilità di alleviare il fastidio e quindi il dolore alla gravida c'è, come abbiamo detto, con la vasca. C'è anche la possibilità di fare la partoanalgesia. Partoanalgesia che qui da noi è assicurata H24. Altra cosa importante, al momento del parto viene eseguito ormai il baby friendly, cioè l'aiuto al bambino, quindi viene fatto immediatamente lo skin to skin, cioè il pelle a pelle del bimbo con la mamma. Se per qualche motivo non fosse possibile farlo con la mamma, viene comunque fatto e viene fatto col papà. Altra cosa molto importante è che qui da noi c'è la possibilità del parto in anonimato, quindi significa che la donna viene qua in completo anonimato, il bimbo, se non viene riconosciuto, viene lasciato qua al nido in pediatria e quindi poi seguirà il percorso dell'affidamento. Qui noi, come abbiamo detto, seguiamo gravidanze anche patologiche ovviamente, e proprio per tale motivo abbiamo un ambulatorio che si occupa delle gravidanze a rischio e anche ovviamente collegato un ambulatorio della diagnosi prenatale. Entrambi i casi vengono gestiti direttamente da noi, quindi per qualche motivo che la donna ha una patologia materna o fetale deve entrare a far parte di questo percorso, deve rivolgersi direttamente agli ambulatori, quindi qua da noi tramite la segretaria, per prendere appuntamento. Abbiamo anche l'ambulatorio che riguarda il puerperio, cioè nel momento in cui la donna va a casa e quindi ha necessità di assistenza sia dal punto di vista ostetrico per controllo dei punti o altro, ma anche dal punto di vista dell'allattamento, c'è l'ambulatorio che è adibito proprio a questo. Do un piccolo accenno per quanto riguarda la ginecologia. Tutti gli interventi vengono fatti quasi esclusivamente in laparoscopia, per non dire esclusivamente, e si adotta un sistema di fast track, cioè nel senso di una accelerazione di quello che è la ripresa della donna stessa, che agevola la donna nel momento in cui è ricoverata, una dimissione più precoce e anche una ripresa domiciliare molto più agevole. Qui trattiamo patologia benigna e oncologica. L'oncologia la facciamo sempre in laparoscopia, ma in robotica, assistita roboticamente. E per il proseguio di questi percorsi abbiamo anche un ambulatorio integrato di oncoginecologia, dove il ginecologo insieme all'oncologa seguono passo passo la donna nel suo percorso. Nella nostra struttura nascono circa 1300 bambini all'anno, per l'esattezza 2017 1316. Offriamo nella nostra struttura il travaglio in acqua, una tecnica naturale del controllo del dolore. Quindi le donne sane con gravidanza fisiologica dalla 37esima alla 41esima settimana gestazionale possono usufruire di questa appunto tecnica naturale e nel 2017 abbiamo contato circa 89 donne che hanno potuto usufruire appunto del travaglio in acqua. Nel primo semestre 2018 siamo già a 44 donne che hanno richiesto e hanno potuto appunto fare il travaglio in acqua. È importante offrire anche questa modalità di controllo del dolore, che comunque non esclude poi la possibilità di fare eventualmente una peridurale successivamente. Importante sottolineare i benefici del travaglio in acqua, che è appunto il rilassamento muscolare. Avviene un ridotto utilizzo dell'analgesia peridurale. Di solito le donne che hanno travagliato in acqua hanno un'esperienza positiva. Cosa comporta? Comporta un'assistenza del travaglio personalizzata. L'ostetrica deve continuamente assistere a questa donna perché deve avvenire un monitoraggio continuo dei parametri materno-fetali. Anche qui è possibile la presenza del marito, che sicuramente è un sostegno importantissimo dal punto di vista psico-emotivo della donna.